Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Calcado Batman napoletano, come state? Voglio, spero tutto bene. In questo video andiamo a fare il pronostico della Serie A. Non il pronostico della Serie A, ma il pronostico delle partite di Serie A. Allora, il turno che incomincia venerdì e che finisce lunedì prossimo, invece di farlo finire martedì, mercoledì, lo fanno finire lunedì già meglio, anche se si dovrebbe finire domenica, però vabbè. Allora, iniziamo subito. Verona-Pisa X0-0, partita noiosissima secondo me sarà. Genoa-Napoli 2-1-2, tra l'altro il venerdì uscirà pure il post partita. Vanno a segnare due nuovi acquisti, Giovane e Santos, Alisson Santos, che nell'allenamento congiunto di oggi si è fatto, Napoli ha vinto 3-0, va al gol proprio Santos che fa doppietta. E scusate se uscirà no subito dopo la partita, il post partita, ma uscirà penso verso le 11:30, mezzanotte, perché sono a casa di amici a vederla e mangerò pure là. Quindi scusate, mi scuso già da prima, ma penso che lo dirò già venerdì. Poi Fiorentina-Torino 1, sì, 1-0 per la Fiorentina. Va al gol Fabian, anche lui ne acquistò per la Fiorentina. Fiorentina che spera per lei che non cada di nuovo e rischia seriamente la B, perché soprattutto mo sta facendo bene, ma bene tra virgolette, e queste partite deve vincere contro le medio piccole, quindi spero per loro che la vincono e provano a salvarsi. Bologna-Parma X0-0, perché metto l'X? Perché il Bologna ha tolto alcuni pezzi importanti che potevano magari fare la differenza. Lecce-Udinese 2-0-1 e Kellenkamp che ha fatto molto bene nella scorsa partita contro la Roma, devo fare i complimenti. Poi Sassuolo-Inter X0-0, l'Inter prima o poi la giocare, non può vincere, cioè la scienza non dice questo, cioè prima o poi stai scatenando l'ira di Dio. Cioè vabbè, cioè prima o poi deve cadere, cioè non può non cadere prima o poi, e spero che lo faccia, inizi magari a pareggiare 2 o 3 partite, poi perdere altre 3 o 4 e poi magari dopo questo ciclo di partite dovremmo essere circa alla 40esima giornata, alla 30esima giornata, spero che cada. Però va bene, mettiamoci così, Juve Lazio, partita che così che può spuntare la Lazio, la può pure pareggiare la Juve. Infatti io ho messo il gol di entrambe le squadre. Ero tentato nel mettere il pareggio 0-0, infatti la prima idea è stata questa, cioè di mettere il pareggio, però ho detto ma la può spuntare sia la Lazio che la Juve, quindi ho detto vado sul sicuro e metto il gol, che sicuramente ci sarà minimo un gol da entrambe le parti, spero. E vi ricordo che questi risultati che vi do ve li potete pure giocare. Vabbè, Atalanta-Cremonese 1, vince l'Atalanta per 1-0, segna l'uomo delle partite. Mamma mia, ripeti. Segna l'uomo delle partite. Raspadori, Giacomo Raspadori. Roma-Cagliari, ultima partita. Metto anche qua il gol di entrambe le squadre, perché come ho fatto il discorso con la Juve, lo faccio anche per la Roma, perché sia il Cagliari che la Roma possono segnare. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like in descrizione, gruppo WhatsApp. Ciao, ciao.